prezzo migliore. I lavori del Mose slittano ancora. Il parlamentare Nicola Pellicani, dopo un sopralluogo ai cantieri, chiede chiarezza al governo. Grande manifestazione flash mob domenica mattina per dire no al declassamento dell'ospedale civile di Venezia. Il Consiglio Comunale unanime, deve restare così. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro d'affari turistico che ha portato al sequestro di oltre 1 milione di euro al titolare di un'agenzia cinese. Venezia va tutelata dai flussi turistici, a dirlo il presidente della Camera Roberto Fico questa mattina in visita in città. Riuniti a Venezia i principali porti d'Italia e Croazia per mettere a punto nuove strategie comuni sulla navigazione. Anche il governatore Zaia presente al convegno sulla famiglia, l'invito ad un dibattito sereno, tollerante e lontano da qualsiasi estremismo. Il mercato di Rialto rischia di scomparire, una situazione legata allo spopolamento e alla massiccia presenza turistica nell'area, ma c'è chi non si arrende e chiede anche alla politica comunale di darsi da fare. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda del Mose, perché i lavori slittano ancora, ed è il parlamentare veneziano Nicola Pellicani, dopo un sopralluogo sui cantieri, a chiedere chiarezza al governo. Sentiamo. La conclusione dei lavori del Mose slitta ancora. Lo si evince dal sopralluogo della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici ai cantieri dell'opera con il parlamentare veneziano Nicola Pellicani in qualità di membro dell'organo della Camera. È emerso un quadro molto preoccupante, ovvero i lavori sono praticamente arrivati al 95%, ma sono fermi da più di un anno. I soldi ci sono, ma non si capisce perché tutto procede così a rilento. Pare che il consorzio si sia avvitato su se stesso. Sono fallite le imprese principali del consorzio, i soldi, ripeto, ci sono, 920 milioni, per capirci sono la metà dei soldi previsti dal memorandum per la Cina, cioè stiamo parlando di tantissime risorse pubbliche per terminare un'opera che probabilmente io non avrei mai realizzato, così invasiva nella laguna, ma pensata più di 40 anni fa. Ora siamo arrivati alla conclusione, all'ultimo miglio, e tutti concordi ieri, bisogna chiuderla. Dopo il sopralluogo della mattina, la delegazione si è recata in prefettura per analizzare la questione, che va affrontata in tempi brevi. Da qui un messaggio al governo. Io chiedo chiarezza e chiedo soprattutto l'intervento del governo. Finora il governo per Venezia, per tutti i problemi di Venezia, ha brillato per disinteresse. È lontano dai problemi della città e io penso che debba intervenire per sbloccare questa situazione, ma non solo. Penso ad altri soldi fermi per interventi di salvaguardia, di scavo dei canali della città, risanamento dei palazzi, delle fondamenta. Ci sono 265 milioni fermi da 2 anni. Perché non si riunisce il comitatone? Questo governo non ha mai riunito il comitatone da quando è arrivato. Ora io dico il governo batta un colpo, dov'è il ministro Toninelli? E in questo senso lasciatemi dire anche la regione e anche il comune sul tema del Mose in particolare hanno brillato per assenza. Ed ora alla sanità, il declassamento dell'ospedale civile di Venezia al Consiglio Comunale unito nel dire deve restare una struttura di rete. Sentiamo. Il nostro ospedale è stato declassato e non c'è alcuna spiegazione, perché comunque la normativa consente il riconoscimento delle specificità, per cui è inspiegabile perché la Regione non abbia tenuto conto della specificità. E qual è la specificità? Che rispetto ai residenti, diciamo dal punto di vista anagrafico, gli abitanti domiciliati, chi frequenta la città, sono almeno il doppio. Questo è evidente a chiunque, dovrebbe essere evidente anche alla Regione, per cui non si spiega questa scelta. I veneziani sono
sono tutti della stessa opinione, così come il Consiglio Comunale che unanime vuole l'ospedale civile una struttura di primo livello. Al coro si unisce la voce del sindaco Brugnaro, che ora parla in prima persona e difende a spada tratta, come fatto già in passato per punti nascite, il presidio affinché rimanga struttura di rete. È importantissimo che noi cittadini ci facciamo sentire per chiedere un ospedale che sia almeno un ospedale di rete. Fa piacere vedere che in questo senso si sia mobilitato tutto il Consiglio Comunale all'unanimità con una mozione votata da tutti senza polemiche, e finalmente ci si muove per un obiettivo comune, come dovrebbe essere sempre e come mi auguro sarà in futuro. Con la mozione si è chiesto che si riconosca la specificità e l'unicità lagunare, le speciali necessità che comporta e che si continui il percorso di riqualificazione e di rilancio dell'ospedale. Va difesa e io mi auguro che se ne renda conto anche il governatore, al di là delle dichiarazioni, che diventi anche una questione di sostanza e di fatto. E proprio per dire no al declassamento dell'ospedale civile di Venezia, domenica ci sarà una grande manifestazione di protesta. Tutti in piazza domenica per difendere l'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo dopo il declassamento deciso dalle nuove schede regionali. C'è una manifestazione di tutti i veneziani che andranno a difendere il proprio ospedale. Ringrazio tutti i cittadini che hanno aderito massicciamente e velocemente, poi abbiamo invitato anche tutti i partiti, associazioni, e mi raccomando che i partiti non portino nessuna bandiera, perché è una manifestazione generale civica dei veneziani. Sono felice della reazione che ha avuto la cittadinanza veneziana e per mostrare poi alla Regione che noi ci siamo, difenderemo l'ospedale e non ci faremo declassare. L'appuntamento è alle 11 in campo Santi Giovanni e Paolo su iniziativa del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana, venezia.com e Centro per i diritti del malato. Il declassamento significa sicuramente un minor riconoscimento per quanto riguarda le specialità. Si passa da unità complesse ad unità semplici, quindi un definanziamento alle strutture, un definanziamento per quanto riguarda le macchine tecnologiche, una riduzione del numero del personale sia medico che infermieristico. Però qual è la rabbia? Che oltre al declassamento dell'ospedale di Venezia, dell'ospedale di Chioggia, ad una perdita di 173 posti letto in tutta la USL, ancora una volta si depotenzia il territorio. E per dare un messaggio ancora più incisivo al termine della manifestazione ci sarà un flash mob. Faremo una foto riassuntiva della campagna Isomorti, con tutti noi morti per terra, per finta naturalmente, di fronte all'ospedale. Spacciava nell'area verde nei pressi dell'istituto scolastico Edison di via Asseggiano al confine con Spinea, quando ieri sera i carabinieri, a conclusione di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un pusher 29enne tunisino, smantellando di fatto un giro di spaccio di stupefacenti. Perquisito sul posto, l'uomo è stato trovato in possesso di un involucro che portava nelle tasche del giubbotto con 100 grammi di hashish pronta per lo spaccio, configurando la flagranza del reato, già attivo poiché veniva rinvenuta anche una discreta somma di denaro. Nell'appartamento mestrino in cui vive il 29enne sono stati rinvenuti altri 100 grammi di sostanza del tutto simile, poiché su entrambi i panetti campeggiava la scritta WhatsApp, e poi sono stati rinvenuti anche 20 grammi di cocaina e altro denaro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro d'affari turistico che ha portato al sequestro di oltre 1 milione di euro. Sentiamo di cosa si tratta. Dopo un'articolata indagine, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato oltre 1 milione di euro tra contanti, conti correnti, immobili, terreni e quote societarie al titolare di un'agenzia turistica cinese.
I suoi connazionali in visita a Venezia venivano accompagnati da Mestre, dove alloggiavano al Tronchetto. Da lì, durante la giornata di visite, condotti dalle guide in alcune attività commerciali convenzionate, come ristoranti, vetrerie o negozi di lusso. Il meccanismo truffaldino ha permesso al cinese di intascare in nero oltre 2 milioni di euro in 2 anni. C'era una specie di accordo tra l'agenzia e le varie attività del centro storico. Io ti porto i miei clienti, tu mi dai una provvigione su ogni transazione. E per ogni acquisto effettuato da un cliente cinese, il titolare dell'agenzia intascava una percentuale, non dichiarata al fisco ovviamente. Durante la perquisizione disposta in una delle abitazioni dell'uomo è stata ritrovata una pendrive contenente una serie di prospetti sugli acquisti mese per mese, con le varie percentuali e i ricavi. Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno ricostruito un giro d'affari d'acquisti in esercizi convenzionati di circa 31 milioni di euro, a fronte dei quali l'agenzia ha incassato in nero oltre 2 milioni. È stato inaugurato questa mattina a Venezia il 92esimo anno accademico dello IUAV, l'Istituto Universitario di Architettura, presente il Presidente della Camera, Roberto Fico. La cultura è la più grande risorsa che il nostro Paese possa avere. Si deve investire su tutti i livelli. Siamo un paese con una cultura millenaria, storica, bisogna ed è fondamentale investire su quello. Queste le parole con cui il Presidente della Camera, Roberto Fico, si è rivolto agli studenti dello IUAV di Venezia. Il Presidente della Camera questa mattina, in Laguna, ha ringraziato il Rettore Alberto Ferlenga e poi, nel suo saluto in aula agli studenti, ha sottolineato: tra tanti inviti che ricevo io cerco di scegliere ciò che io reputo più importante e l'università secondo me sono tra i luoghi centrali del nostro paese. Fico si è anche fermato, prima di entrare, ad ascoltare le ragioni dei lavoratori della biblioteca universitaria che protestavano per la riduzione dei turni di lavoro e li ha rassicurati. Molti i temi toccati da Fico durante la sua visita a Venezia, primo tra tutti quello dei flussi turistici. Venezia è senza dubbio un grande centro storico, culturale, una città amata da tutto il mondo, però è chiaro che noi dobbiamo gestire i flussi turistici, dobbiamo gestire le condizioni che crea un eccessivo turismo. È poi partito un appello a contrastare lo spopolamento. Oggi, siccome sappiamo cosa può avvenire nelle città, dobbiamo in tutti i modi riuscire a progettare una gestione dei flussi turistici differenti, di alta qualità, sostenibili per la città, soprattutto non dobbiamo fare andare via le persone dai centri storici. Non si è invece espresso, non essendo materia di sua diretta competenza, il Presidente della Camera circa il vincolo espresso dal Ministro ai Beni Culturali Bonisoli sul canale della Giudecca per il passaggio delle grandi navi. E a Venezia oggi si sono riuniti i principali rappresentanti dei porti di Italia e Croazia per mettere a punto nuove strategie comuni sulla navigazione. Un fronte comune tra Italia e Croazia per migliorare e rendere più sicura la navigazione nell'Adriatico. Ha preso il via questa mattina, in Marittima, il progetto europeo Intesa, che ha come capofila il porto di Venezia e lancia l'obiettivo di migliorare la cooperazione transfrontaliera in ambito portuale. Verranno messe in atto azioni congiunte volte ad incrementare l'accessibilità nautica dei principali porti e delle due sponde tramite l'adozione di sistemi ICT per lo scambio dati in tempo reale e strumenti di ausilio alla navigazione in modo da migliorare l'efficienza del trasporto marittimo, la sicurezza della navigazione e l'armonizzazione delle procedure nei traffici intra-adriatici. Il progetto, che si concluderà a giugno 2021, è finanziato per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro dal programma Italia-Croazia gestito dalla Regione Veneto. Il presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino, nel suo saluto ai partecipanti, ha sottolineato il grande impegno dei porti di Venezia e Chioggia nel rendere più sicura la navigazione nell'Adriatico. Anche il direttore marittimo del Veneto e comandante della Capitaneria di Porto di Venezia,
Piero Pellizzari ha esaltato il ruolo del porto di Venezia. Venezia è un polo di attrazione formidabile sui temi della marittimità nazionale, è una risorsa preziosissima da valorizzare costantemente. In una sezione specifica del seminario sono state illustrate le iniziative già realizzate o in corso di implementazione presso i porti di Venezia e Chioggia. Ed ora qualche istante di pubblicità, tra poco. Prima giornata del convegno mondiale della famiglia oggi a Verona ed è già scoppiata la polemica. Sentiamo. In una Verona già blindata per un fine settimana che si annuncia intensissimo, il 13° convegno mondiale della famiglia si apre già con la prima rovente polemica. La sala del Palazzo della Gran Guardia è gremita, i giornalisti restano fuori in una sala stampa allestita per l'occasione, ma a dare fuoco alle polveri è il leader del Family Day Massimo Gandolfini, proprio parlando a margine del convegno. In Italia dal 1978 ad oggi sono stati uccisi 6 milioni di bambini, ha detto. La legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli che aiutano la maternità. Frasi ignobili per Alessia Morani della presidenza del gruppo PD alla Camera, che ha chiesto al Ministero della Famiglia, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Verona di ritirare il patrocinio dalla manifestazione. Tra l'altro il simbolo di chi il patrocinio l'ha tolto davvero, a Verona lo si vede ancora. Il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri rimane sulla cartellonistica e sul materiale cartaceo del Congresso. Nella nostra città chiunque ha il diritto di esprimere le proprie idee e di confrontarsi, ha detto il sindaco Federico Sboarina nel suo intervento, e in effetti a Verona non si parla d'altro, dentro e fuori il Palazzo della Gran Guardia. Stavo leggendo giusto adesso il Pro Family e non capivo cosa fosse sto Pro Family, perché mi chiedo chi sia contro la famiglia, nel senso io non lo sono, però sono sicuramente più per una famiglia di larga visione rispetto a quella che penso concepiscano loro. E per me la famiglia deve essere solo una unica, che è composta da un uomo e una donna, che nell'eventualità fanno nascere e crescere i bambini. Ci sono delle persone che hanno dei pensieri che sono assurdi, insomma, solo a pensarlo 10 anni fa sembrava impensabile, invece adesso siamo tornati nel nuovo Medioevo, evidentemente. Tra i gadget del Congresso Mondiale delle Famiglie in corso a Verona fa discutere un feto di gomma che rappresenta un embrione di 10 settimane, donato da uno degli sponsor e accompagnato da un cartellino con la scritta «L'aborto ferma un cuore che batte». Estremamente chiaro sull'argomento è già stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso sabato a Verona. Le conquiste sociali non si toccano, ha detto il leader leghista, non si discute sulla revisione dell'aborto, del divorzio e della libertà di scelta per donne e uomini. E tra gli interventi di questa mattina anche quello del presidente del Veneto Zaia, sentiamo. Negli atti di questo congresso si parla di centralità della famiglia, si parla della condizione della donna, si parla di condizione dei bimbi, della promozione della natalità. Dopodiché giuridicamente in questo paese è riconosciuta l'unione tra sessi uguali e penso che non ci sia nulla da mettere in discussione, punto e basta. Sono convinto che, visto considerato che qualcuno insinua dicendo che questo congresso serve per modificare delle leggi importanti di questo paese, io non sono qui a portare avanti modifiche della legge sull'aborto, la 194, penso che la legge è questa, debba restare così, piuttosto che altri temi come quello delle unioni che giuridicamente sono riconosciute in Italia, è giusto che restino così, punto e basta. Nessuna polemica, nessuna strumentalizzazione politica. Al Congresso Mondiale della Famiglia a Verona il presidente della regione Luca Zaia invita ad un dibattito aperto e lontano da qualsiasi estremismo. E finché ci sarò io in questa regione c'è libertà per tutti per esprimere le proprie idee, le proprie considerazioni, con un principio, che la tua libertà finisce dove inizia la mia. Utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che magari sono più ostici, no? Il tema dell'omofobia, io mi auguro, e lo dico da eterosessuale convinto, mi auguro che qui si possa anche chiarire una volta per tutte che l'omofobia è una patologia, non è la volontà di portare avanti un'idea che qualcuno considera sana. Qui non c'è il Medioevo, ha detto Zaia rispondendo ai critici del convegno. Il Medioevo è altrove. Se dovessimo identificare un Medioevo, non è Medioevo parlare di famiglia, parlare di bimbi o di natalità. Medioevo sarebbe quello corretto, parlare di donne lapidate perché sono adultere, sarebbe quello
di parlare di donne che non hanno l'accesso allo studio, non hanno accesso al voto, sarebbe parlare ad esempio di donne alle quali è vietata ogni forma di espressione di femminilità, addirittura coprendole con i burqa. Un senzatetto bulgaro è stato picchiato e derubato dell'elemosina raccolta a Mestre, ben 1.300 euro. Il denaro che aveva in tasca del giaccone è stato preso con violenza da 3 uomini che, secondo quanto riferito dalla vittima, parlavano con accento straniero. Gli agenti delle volanti della Questura di Venezia sono intervenuti a soccorrere il senzatetto, che ha 62 anni ed era stato aggredito mentre dormiva in via Carossa nei pressi degli uffici comunali. I 3 malviventi, a volto coperto, dopo averlo strattonato e schiaffeggiato, gli hanno rubato tutti i documenti e la somma appunto di 1.300 euro guadagnati chiedendo l'elemosina. Il mercato di Rialto rischia di scomparire, una situazione legata allo spopolamento e alla massiccia presenza turistica nell'area, ma c'è anche chi non si arrende e chiede alla politica di intervenire. Sentiamo. È una situazione ormai drammatica, perché banchi del pesce ce n'erano 18, ne sono rimasti 6, e banchi di frutta e verdura e licenze ce n'erano 54, ne sono rimaste sì e no 6. Storicamente parliamo di 15-20 anni fa, da Piazzale Roma fino a Rialto c'erano 13, 14, anche 15 macellerie. Adesso ne sono rimaste pochissime, cioè una ce n'è a Santa Margherita, 2 sono qui a Rialto, dopo bisogna andare Calle dei Fabbri oppure Santa Maria Formosa. Ormai non occorre uno sguardo particolarmente acuto per accorgersi della crisi del mercato di Rialto. Una volta se ne parlava, adesso la si vede a occhio nudo e la paura è che scompaia anche quest'angolo di Venezia. È l'unico posto veneziano dove trovi le cose al di fuori dei supermercati, che non ne posso più. A me piace essere servita da Marina. Ha paura che chiudano? Sì, perché veneziani purtroppo siamo sempre meno e quindi non è che con gli stranieri ci si vive. I problemi di Rialto sono in fondo i problemi di Venezia o viceversa. Diciamo che ormai si è chiusa la stalla quando i buoi sono scappati, un vecchio detto, no? Il problema è la questione abitativa, chiaramente la popolazione ormai si è decimata e di conseguenza man mano che si liberano appartamenti vengono fatti tutti per abuso turistico. Ma sul futuro del mercato di Rialto non è ancora detta l'ultima parola. Imprenditori pronti ad investire pare ce ne siano, e a favore c'è l'esempio di altre città d'arte che sono riuscite ad invertire una tendenza che appariva irreversibile. È stato deciso in Consiglio Comunale di presentare una delibera che si occuperà appunto di salvare questo mercato, e allora lì ci saranno ovviamente sia politici ma soprattutto noi a vedere come in che modo sarà più opportuno farlo. Come ogni venerdì, ora spazio alle previsioni del tempo per il fine settimana a cura del generale Giancarlo Iannicelli. Un fine settimana ancora dominato da un anticiclone, da un'alta pressione piuttosto intensa, che garantirà tempo stabile su tutto il veneziano, quindi avremo cielo in prevalenza sereno sia sabato che domenica, piccola velatura del cielo nelle primissime ore del mattino, ma veramente poco indicativo, non darà nessunissimo effetto. È un bel tempo che durerà nei primissimi giorni anche della prossima settimana, poi a metà della prossima settimana, ecco, anticipiamo, dovrebbe finalmente riuscire a passare un sistema perturbato che provocherà un po' di pioggia anche abbastanza diffusamente, e con questi tempi un po' di pioggia diventa veramente preziosa. E con questa situazione i venti saranno per il fine settimana deboli, di direzione variabile, le temperature ancora al di sopra della norma, valori minimi intorno ai 7-9 gradi, valori massimi sul mare 17-18 gradi, all'interno oltre i 20 gradi. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione. Subito dopo i TG questa sera torna 20:10, si parlerà del focolaio di TBC alla scuola di Motta di Livenza, mentre alle 21:15 torna 40 la trasmissione che ripercorre i 40 anni della nostra emittente. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Ben ritrovati al meteo.
Sarà ancora il bel tempo ad essere protagonista sulle nostre regioni. L'alta pressione si mantiene dunque salda. Nel dettaglio vediamo che sul Veneto sarà una giornata soleggiata ovunque. Il cielo si presenterà sereno su tutti i settori senza la presenza di nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime in lieve calo, comprese tra 16 e 21 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà una splendida giornata all'insegna del sole e il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole e il cielo sarà sereno e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.